Scattano il 1° giugno le celebrazioni per il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto all'altare della patria e l'Associazione Nazionale Alpini, da sempre custode della memoria di quanti hanno dato la vita al servizio della patria, si unisce all'omaggio che l'intero paese rende a quel soldato senza nome che Maria Maddalena Bergamasco scelse nel 1921 a simbolo del sacrificio di un'intera generazione. Un simbolo che troverà nuova vita anche nel progetto che va sotto il nome di Milite Ignoto Cittadino d'Italia e che prevede la concessione della cittadinanza onoraria a quel soldato da parte di tutti i comuni del paese. Le celebrazioni iniziano di fatto in coincidenza con i festeggiamenti per i 75 anni della Repubblica Italiana, in un momento storico in cui l'unità e il sacrificio diventano fondamentali per arrivare a una nuova normalità. Le celebrazioni del centenario del Milite Ignoto arriveranno anche in Veneto, dove sono molti gli ossari, i sacrari e i monumenti eretti per custodire e tramandare la memoria di quell'immane tragedia che è stata la Prima Guerra Mondiale, da Cimagrappa al Piave, dal Sacrario del Leiten al Tempio Ossario di Bassano.